Tamponi rapidi, la Regione ha chiesto la disponibilità dei farmacisti che hanno risposto positivamente. Circa 500 farmacie aderenti a Federfarma Veneto su 1200 iscritte hanno dato la propria disponibilità ad eseguire i test antigenici rapidi. Si tratta sostanzialmente di mettere a disposizione la rete delle farmacie territoriali per effettuare i tamponi rapidi e i locali dedicati, individuati a cura della farmacia all'interno dei locali o in una zona esterna. I tamponi rapidi, prosegue il presidente di Federfarma Veneto, potranno essere eseguiti in regime convenzionato, quindi a carico della Regione, e sarà la Regione stessa ad indicare con quale modalità le farmacie verranno coinvolte nell'attività di screening, ferme restando le fondamentali condizioni di sicurezza che dovranno essere garantite a utenti e operatori sanitari. Ma di fatto chi somministrerà i tamponi, visto che in Italia ai farmacisti non è consentito? In questa fase il farmacista si occuperà della logistica e dell'organizzazione, mentre il tampone verrà fatto da un operatore sanitario preposto e che sarà un infermiere professionale. Ancora da definire il protocollo dell'accordo, sia sul fronte sanitario che economico. Sicuramente le farmacie possono offrire il valore aggiunto della capillare presenza sul territorio. In provincia di Treviso, dove su 230 farmacie 204 aderiscono a Farmacie Unite, 98 hanno dato la disponibilità. Il problema, sottolinea il presidente Franco Gariboldi Muschietti, sarà quello di reperire il personale specializzato, visto la grande carenza di infermieri.